La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi di Dilettanti Gol, buon pomeriggio. In questa domenica 13 novembre 2011 si gioca la 10ª di campionato. Il girone A del torneo veneto di eccellenza propone il derby padovano fra Pozzonovo 11 punti e Vigontina 5 punti. Cielo sereno, campo in ottime condizioni, pubblico delle grandi occasioni. L'11 di Fiorin cerca la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi. Gli ospiti, che domenica scorsa hanno colto la prima vittoria stagionale, cercano conferma e punti salvezza. Le formazioni: Pozzonovo in bianco-azzurro si schiera con Tognon, Bussolon, Sandon, Bedin, Bergo, Casotto, Galato, Renesto, Zanchi, Giordani, Lomazzi. A disposizione di mister Valeriano Fiorin, Sartorello, Chinello, Trovò, Tono, Bilal, Schiavon, Santaterra. Union Vigontina in rosso-nero: Rosellini, Moroni, Barutta, Bertan, Beghin, Sanavio, Regazzo, Donato, Niero, Pittaro, Agliano. A disposizione di mister Giovanni Colella, Pasinato, Calgaro, Canella, Carpanese, Crisalli, Mecai, Rossettini. Dirige l'incontro il signor Carraretto di Treviso, assistenti il signor Lovato e Schiavon. Brivido per i locali, l'ex Pittaro su punizione, palla deviata fuori di un niente. Ci prova dai 20 metri Niero, solo angolo. Giordani per Galato alla deviazione aerea, il portiere c'è. 24esimo, dall'angolo Giordani, velo di Galato, difesa ospite sorpresa, Renesto entra e porta in vantaggio il Pozzonovo. In chiusura di primo tempo si allargano gli spazi, Giordani decentrato va al tiro di sinistro e infila Rosellini, parso incerto nell'occasione. Ancora il Pozzonovo a premere, stavolta è Lomazzi a difendere palla, poi pennellare sulla testa di Zanchi per il 3-0 che chiude il primo tempo. Dopo pochi secondi l'arbitro decreta infatti la fine della prima frazione di gioco. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Azione d'angolo, trovano energia e speranze gli ospiti, a chiudere di testa ci pensa Donato, 3-1 al 15esimo. Ritrova le geometrie la squadra di Fiorin, bella l'azione del Pozzonovo che porta Giordani a tu per tu con Rosellini. Ancora Pozzonovo in avanti, da Giordani in centro area, Zanchi solo impegna il portiere ospite che si fa così applaudire. Tenta il tutto per tutto la Vigontina ma il Pozzonovo attento intercetta a centrocampo, sulla fascia Galato assist per la corrente Lomazzi che insacca. 10 minuti dal termine è 4-1. Ancora Galato protagonista, riceve, appoggia, si smarca e serve Santaterra per il facile appoggio in rete, 5-1 che sa di goleada. Con il sinistro secco di Crisalli si chiude il match, poi il triplice fischio finale. Pozzonovo batte Vigontina 5-1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. È con noi Valeriano Fiorin, mister del Pozzonovo. Allora, la vittoria mancava dal 2 ottobre, oggi cosa è successo? Raccontaci la partita. Ma oggi a parer mio abbiamo incontrato una Vigontina che arrivava da un buon risultato domenica in casa,
perciò il morale sicuramente era diverso rispetto alle altre partite. Loro a parer mio sono partiti bene, sapevamo che incontravamo una squadra dove è rognosa, come dico sempre io. I ragazzi sono stati bravi, ci siamo messi là, abbiamo all'inizio un po' anche rischiato, però poi è uscito il Pozzonovo che conosco, con dei fraseggi veramente buoni, al di là di 5 gol, però veramente hanno fatto una grande prestazione. Devo dare il merito ai ragazzi perché hanno creduto fin dall'inizio di questo risultato. Noi avevamo bisogno, arrivavamo da 3 pareggi e come ho detto prima della partita ho detto ai ragazzi sicuramente vincere oggi facciamo quel salto di qualità che ci manca e soprattutto per la classifica. 8 gol nelle prime 9 partite, oggi addirittura 5 e con molti ragazzi che sono andati a rete durante questo primo stralcio di stagione. Sì, diciamo che il gol l'hanno trovato non soltanto le punte ma un po' tutti. Oggi mi fa piacere che al di là di Santa Terra dopo l'infortunio ha trovato il gol, e poi ecco Lomazzi che ha lottato veramente alla grande, ha fatto un partitone, e poi a Zanchi il nostro vecchiotto, come diciamo noi, 39 anni, però dà sempre il massimo e soprattutto per i ragazzini l'emblema. Dalla settimana durante gli allenamenti fino alla domenica veramente è un giocatore importante, è un giocatore che fa vedere che saper soffrire, saper aspettare il momento, poi alla fine ripaga sempre, e oggi è stato veramente grande come del resto tutta la squadra. Giovanni Colella, mister del Union Vigontina da una decina di giorni. Allora, il tuo punto di vista sulla gara di oggi? Sì. Vai sotto 3-0 in 40 minuti, c'è poco da dire. Dopo la partita può finire anche così. Non saprei, sì, qualcosa potrei anche salvare volendo, insomma, facendo, è difficile, dai, quando perdi 5-1 c'è poco da commentare, insomma. Sono stati bravi loro. Il bomber Mekai era in panchina oggi. Il bomber ha avuto dei problemi durante la settimana. Prospettive per il futuro? Dobbiamo salvarci. Il resto lo chiediamo al Presidente. Il Presidente non so se ha tanta voglia di parlare oggi. No, dai, va bene, ci sta, dai. Ho detto, è difficile gestire una partita così. Un po' di rammarico perché magari eravamo partiti anche benino e sì, pur partendo benino siamo andati sotto 3-0. Questo non vuol dire che loro abbiano demeritato. Questo sport vince chi fa gol e fine. Quindi chi ne fa 5 a maggior ragione vince. Insomma, tu puoi recriminare finché vuoi. Dicono che chi vince ride e chi perde spiega. Ivo Righetto, presidente della Vigontina. Domenica scorsa è arrivata finalmente la prima vittoria in campionato in questa stagione. Oggi le cose non sono andate per il verso giusto. Programmi? I programmi, quando si cambia allenatore non arriva il mago, arriva un professionista che ha bisogno di tempo, e indubbiamente Giovanni ha bisogno di tempo e nessuno gli chiedeva dei risultati subito. Abbiamo visto domenica una bella partita, oggi non l'ho vista tutta, ma indubbiamente un po' meno, diciamo. Sono quelle domeniche che quando le cose si mettono male finiscono così, quindi dimentichiamola in fretta, lavoriamo in settimana e lavoriamo per fare punti, già da domenica prossima. E vediamo di non incontrare le padovane, visto che con le padovane andate sotto 2-1, 2-1, adesso addirittura 5. È vero, abbiamo perso con l'Abano, domenica abbiamo, mi sembra, l'Ape Sevegnano, una squadra importante anche lei. Noi cerchiamo di fare punti, insomma, l'obiettivo, come si diceva prima, speriamo di salvarci tutti, noi siamo ultimi in questo momento e speriamo, la strada è tanta. Comunque ho fiducia nel mister, è una bella squadra, un bel gruppo, sono sicuro che lavoreranno bene in settimana. Giancarlo Zanchi, presidente del Pozzonovo, con lui vediamo la partita ma soprattutto il campionato di questa matricola. Speriamo di fare un campionato decente, discreto e salvarci onestamente, insomma, salvarci. Quindi c'è solo l'obiettivo salvezza per ora? Intanto partiamo con la salvezza, che sarebbe già un risultato positivo essendo una matricola di questa categoria. Ho visto gli spalti con molto pubblico. Oggi è stata una giornata particolare perché non ci sono squadre di Serie A che giocano, allora era più facile che venisse gente, insomma.
abbiamo fatto anche divertire il pubblico, merito dei ragazzi. Certamente, ha fatto una buona partita, sono partiti un po' così, dopo un po' con paura e dopo si sono presi e hanno fatto la sua partita, una bella partita. Complimenti ai ragazzi. Alberto Tresoldi del Pozzonovo, bell'impianto e anche qualche programma in più, vero? Sì, abbiamo realizzato negli ultimi periodi delle strutture, abbiamo completato le strutture che già ci avevano messo a disposizione. Adesso stiamo ampliando il campo con un altro campo sportivo per cercare di dare un po' più di possibilità anche alle squadre che abbiamo di potersi allenare decentemente. Noi siamo stati in tribuna stampa, l'avete inaugurata in questi giorni? È stata la prima partita oggi, l'abbiamo inaugurata bene. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.